buona domenica a tutti quanti voi cari telespettatori. Ebbene sì, ci siamo con una nuova puntata di Tenne e Lode. Oggi è domenica 17 gennaio e abbiamo il piacere di stare insieme a voi con tanti graditissimi ospiti. In anteprima, velocemente, avremo con noi Fausto Orsomarso, assessore regionale al turismo Calabria, Giovanni Zampino, responsabile Calabria Fiavet, Giancarlo Formica, presidente Federalberghi, Francesco Russo, presidente Consiglio Comunale di Crusia, Roberto Sabatino, un dottore agronomo, Alfonso Caruso, un assistente sociosanitario, Francesco Converso, un cantautore, e Lucia Grosso, che ci parlerà anche del mondo dei massaggi. In collegamento Skype avremo con noi anche il maestro Francesco Antonio Pollice, che ci parlerà anche lui di una petizione molto importante affinché la musica riparta al più presto. Rimanete con noi perché questo è Tenne e Lode. A tra poco. Eccoci, prontissimi per iniziare. Fatemi salutare subito i nostri graditissimi ospiti. Passo subito a presentarveli. Abbiamo con noi Fausto Orsomarso, assessore regionale al turismo. Grazie, ben arrivato. Grazie a voi, buonasera. Abbiamo con noi anche il presidente Giovanni Zampino. Eccolo, ben arrivato. Giovanni. Poi abbiamo Giancarlo Formica che è con noi, che è il presidente della Federalberghi, provincia di Cosenza. Naturalmente con me, compagno di viaggio sempre Antonio D'Amico, per discutere con i nostri ospiti. Ben arrivato Antonio. Buona domenica a tutti. E non può mancare ormai appuntamento fisso con la nostra social room guidata dalla bellissima Vincenza Gallo. Ciao Vincenza. Buon pomeriggio e bentrovati ai nostri telespettatori. Giuseppe al volo, io ricordo i nostri due modi per poter inserire i nostri telespettatori nella trasmissione, o tramite WhatsApp al 345 92 11 221 oppure anche chiamandoci allo 0984 41 720. Grazie Vincenza. Allora io chiederei gentilmente anche alla regia di Giovanni Stefano Rodia, che saluto insieme a tutti gli operatori video che stanno lavorando in questa giornata, in questa domenica, e soprattutto anche i tecnici audio, luci, LED wall, per la grande pazienza e soprattutto per come riusciamo a gestire tutto questo anche con i collegamenti a distanza. Fatemi salutare anche il buon Didona che è dall'altra parte della regia, e se mi dà l'ok che abbiamo collegato con noi Francesco Antonio Pollice, mi fa anche una cortesia. Mi date è già collegato, quindi fatemi salutare anche Francesco Antonio, il maestro Pollice. Maestro, mi sente? Sì, buon pomeriggio a lei, ai suoi e ai telespettatori. Grazie maestro. Allora io la tengo collegata con noi, così in qualsiasi momento può anche interagire con noi, d'accordo? Grazie, con piacere. Bene, partiamo subito. Allora, onorevole, parto subito da lei. Diventato assessore regionale subito prima dell'avvento di una pandemia mondiale, che difficoltà ha incontrato innanzitutto? Le difficoltà che sta incontrando il Paese con l'aggiunta che in Calabria strutturalmente, se siamo obiettivo convergenza, se abbiamo tutta una serie di deficienze, ogni legislatura ci si auspica che sia quella giusta per sistemare un po' di cose, metterle a regime, quindi abbiamo dovuto lavorare. Io, il 18 marzo credo di essere stato nominato, quindi eravamo in piena pandemia, e da subito siamo messi a lavorare affrontando questo momento straordinario, dove anche rispetto all'idea di governare alcuni processi, di ipotizzare gli investimenti, ha dovuto modificare totalmente l'impostazione, ha dovuto con le associazioni di categoria, in un confronto complessivo diciamo, con il governo, perché oggi parliamo di zone arancioni, zone gialle, zone rosse, abbiamo avuto un pieno lockdown in tutta Italia, quindi sono mutate anche in questi 6 mesi le condizioni con cui e quindi anche gli strumenti con cui affrontare questo momento straordinario, dove bisognava tamponare. Noi abbiamo un'economia
fragile, perché anche se ha punte di PIL interessanti proprio nel campo del turismo e nel campo dell'agricoltura, il problema era ipotizzare lavorare sulla tenuta, quindi ci siamo concentrati su questo. Partiamo proprio da questo argomento. Io ho qui in studio il Presidente Zampino e il Presidente Formica perché volevamo parlare proprio di questo, Assessore. Noi abbiamo riscontrato diversi messaggi, diverse telefonate, sono arrivate anche qui in redazione per le tante difficoltà che stanno vivendo i calabresi e non solo i calabresi, però noi ci focalizziamo sulla nostra regione adesso e parliamo delle aziende calabresi. Voi avete provato con il Riparti Calabria 2, come primo incentivo, mi pare, per dare una mano alle imprese, come secondo incentivo, e addirittura ce n'è anche un terzo che è quello di Calabria Competitiva. Volevo chiederle innanzitutto se lei con Federalberghi e con, come detto prima, con le altre associazioni di categoria vi siete confrontati così bene, perché tanti ristoratori, tanti albergatori pare che abbiano ancora riscontrato qualche difficoltà ad ottenere questi famosi bonus. Ma innanzitutto non so questi due che ha citato, noi abbiamo fatto un'azione complessiva e abbiamo distribuito, non annunciato, cioè già distribuito, sono arrivati agli operatori circa 280 milioni di euro. Avevo rimodulato risorse non spese, la prima delibera fatta ad aprile, tant'è che c'era qualcuno che dice ma sai, non si può fare, come si fa? Gli ho detto ti faccio i disegnini, perché c'era anche questo atteggiamento, insomma noi dobbiamo anche formare nel luogo istituzionale. Anche in Calabria, dove spesso non accade, si deve riaffermare un po' di competenza, si deve affermare che tu c'hai una responsabilità o la sai svolgere o meno, quindi anche di fronte all'incredulità di qualche commentatore, ed è ovvio tutto quello che abbiamo costruito, l'ho costruito con tutte le categorie, nel senso io ho incontrato sotto lockdown, nel mentre stavamo predisponendo una prima delibera di rimodulazione di risorse, appunto il Riparti Calabria, che è una delibera complessiva fatta insieme alla compianta Presidente De Santelli, in cui analizziamo quante risorse avessimo disponibili alla vecchia programmazione. C'è da aggiungere anche questo, che le regioni non sono tenute a fare aiuti, i ristori, cioè lo Stato. Noi abbiamo invece ipotizzato, avendo risorse europee, di fare delle azioni complementari aggiuntive per supportare queste, quindi azioni macroeconomiche, cioè l'effetto qual è stato? Ad esempio l'ultimo intervento, io ho lavorato anche alla vigilia dell'Epifania per riuscire ad arrivare in tempo, il 23 sono stati bonificati 42 milioni di euro a tutta una serie di categorie che vanno appunto dal Riapri Calabria 2 a, credo le agenzie fossero state pagate anche prima, i contributi agli hotel. Perché l'azione macroeconomica che cosa fa? Cioè queste risorse vanno comunque nell'economia, al di là se arrivano a lei o arrivano all'agenzia di viaggio, e quindi qualcuno forse a Natale avrà comprato un panettone in più, pagato una bolletta in più. Quindi tutto questo sistema su un'economia fragilissima, tant'è che dobbiamo interrogarci, lo stiamo facendo sia col mondo delle agenzie di viaggio che con gli hotel, come mai ad esempio lo sa Federalberghi, lo sanno altri, a fronte di una dotazione per gli hotel abbiamo avuto soltanto 320 domande, che ci pone anche l'interrogativo, che era quello insomma, che dobbiamo affrontare in tempi di normalità, che dobbiamo andare a ricostruire meglio questo settore proprio turistico. Con Formica e con Zampino. Partiamo dal mondo dei viaggi. Zampino, allora, qual è la reale situazione? Al momento noi siamo totalmente al 100% di fatturato zero, quindi è un problema grave. Non riusciamo a ripartire, stiamo mettendo in campo qualsiasi cosa, qualsiasi attività di marketing, quindi stiamo in tutti i modi cercando di risalire, ma non riusciamo perché le chiusure, i nuovi DPCM che arrivano, la neve che non parte, è tutto bloccato. Ok, Formica invece, Federalberghi, in che stato siamo? Beh, se i turisti non partono, gli alberghi non possono accogliere gli stessi turisti. Purtroppo quello stiamo parlando adesso della fase degli aiuti, quindi della fase degli aiuti, arrivati gli assolutamente aiuti le manovre, le linee messe in atto dalla Regione con l'Accogli Calabria sicuramente è stato un ristoro che è riuscito a dare un aiuto a quelle che sono le
appunto i cali di fatturato che si sono visti in questo anno, ma indubbiamente a livello globale chi per qualche difficoltà procedurale, chi per altre motivazioni, lo stesso non riesce a portare a segno e a colmare quel gap che si è avuto con appunto la non stagione estiva al completo, perché dobbiamo ricordarci che le strutture non lavorano solo luglio e agosto, che per fortuna un po' siamo riusciti a dare un palliativo, ma abbiamo tante strutture, quelli nelle città, che è quasi 12 mesi che sono ferme. Tante strutture lavorano anche grazie ai teatri, alla musica, ai grandi eventi. E proprio per questo abbiamo collegato oggi con noi il maestro Antonio Pollice, vicepresidente del Conservatorio di Vibo Valentia e direttore artistico di Ama Calabria. Direttore Pollice, lei addirittura ha dovuto far partire da poco una petizione, giusto, per far ripartire proprio la musica. Vogliamo parlare un po' di questa situazione? Sì, noi abbiamo, innanzitutto, grazie per come associazioni italiane che al suo interno, oltre 10 tra le principali italiane, partendo abbiamo lanciato per la musica dal vivo. È partita, abbiamo già 10.000 firme, e grazie anche a tutti quanti sono seguiti in questo settore, sicuramente avremo importanti. Vorrei sia quello che non ho il piacere di conoscere persone, ma che mi dica le persone capaci di ascoltare, e questa è già una, e anche ai due Federalberghi, istituzioni con le nostra associazione che realizza con i dati 2019, sono gli ultimi dati, 220 esperti in Calabria con 50.000 spettatori. Noi abbiamo un rapporto estremamente positivo a livello regionale con Federalberghi, perché uno dei danni di questa chiusura è stata, oltre al pubblico che è stato privato dalla possibilità di sentirsi, un altro danno hanno i lavoratori ai quali è stata come dire, ogni risorsa economica Maestro Pollice, mi perdoni, dalla regia mi dicono se può inserire gli auricolari perché altrimenti il segnale non è preciso. È possibile? Ecco, intanto che il maestro Pollice provvede, Assessore, come vede noi siamo qui oggi per, come dire, anche un confronto insieme a lei, proprio per dare delle risposte ai cittadini calabresi. Quindi il dato di fatto è che il ristoro Calabria, questi possiamo definirli, come dire, piccoli aiuti, non parliamo delle cifre. Io non parlerei di piccoli aiuti, perché avete qui due rappresentanti. Noi che cosa abbiamo provato a fare? Ascoltando tutti, poi io ovviamente indirettamente abbiamo anche valutato tutti insieme che il ritardo che noi accumuliamo lo vedi anche nella rappresentanza, lo sanno le agenzie di viaggio, lo sa Federalberghi. Quando tu in Emilia Romagna hai 3 sigle che rappresentano i balneari, gli albergatori, le agenzie di viaggio, qui le loro sigle rappresentano poche agenzie di viaggio, pochi albergatori, e che non c'è una cultura dell'associazionismo. Quindi io ho parlato con i rappresentanti, abbiamo provato anche, credo che anche questa rete, e lo faremo adesso in prospettiva con un sostegno importante anche di comunicazione, perché ho provato a fare anche dei video miei sui social per spiegare il momento, ma noi in comparazione con altre regioni penso che sulle agenzie di viaggio, la sigla nazionale, e anche sugli hotel abbiamo dato il contributo, visto che era soprattutto una crisi importante, ma vale anche per la ristorazione, più importante che nessun'altra regione d'Italia, manco il governo ha fatto. Cioè gli albergatori, se chiedete al dottor Formica, credo che il suo albergo abbia preso forse il massimo del contributo, che sono circa 160.000 euro a fondo perduto, le agenzie di viaggio 12.000 euro a fondo perduto. Cioè abbiamo fatto quello che andava fatto in quel momento storico. È ovvio che la complessità di questo fatto economico, il fatto che non abbiamo fondi europei, quindi ad esempio il DURC,
che è un altro schema, tutti dicono togli il DURC, è una legge dello Stato, se il governo non fa una moratoria contributiva, che è quello che io tra l'altro da assessore regionale non ho fatto il dirigente Fratelli d'Italia, ho fatto l'assessore di tutti, non ho polemizzato, ma mi pare che in Parlamento, per quello che sta accadendo, le opposizioni e anche un pezzo di governo stia dicendo che si è sbagliato parecchio. Anche quella richiesta del DURC, lei dice? No, la richiesta del DURC non c'entra, cioè il governo poteva fare delle cose, infatti i suoi aiuti sono stati indipendenti dalla regolarità contributiva, avrebbe dovuto fare una moratoria fiscale e contributiva per permettere a regioni virtuose come la nostra, che hanno rimodulato risorse e le hanno stanziate nei settori più importanti, più sofferenti, è valso così anche per l'agricoltura, quindi noi abbiamo provato, perdona, siccome questa terra la conosco benissimo, leggo ogni tanto anche di qualche Masaniello che si candida a dire nella mia seconda patria della Calabria devono cominciare a occupare i calabresi, punto. Poi lasciamo stare chi avrà la fiducia nel rappresentare le categorie, perché è una terra che conosciamo e bisogna cominciare a occuparsene un po' di competenza. L'iniezione è differente, nonostante ci sia stato il lockdown, che mi permetto di trasferire, ma sto girando, insomma, la gente ce l'ha riconosciuto, è che nonostante ci fosse il 75% del personale smart working, nonostante questa regione fosse vista come un Moloch per cui se uscivi con un bando c'era un anno per pagarti, noi abbiamo dimostrato che si può anche in Calabria, con piattaforme tecnologiche, quindi non carte che cambi, che aggiusti per gli amici, fare i bandi, fare una valutazione veloce, chiedete a chi l'ha fatto, anche ai professionisti, anche alle imprese, e avere in termini europei più che milanesi, in questo caso si è trattato di ristori, noi vorremmo fosse così anche per la ripartenza. Io sono venuto veramente in presenza, ringrazio Vincenza che è la stalker dell'assessore, perché più volte ho saltato una domenica, sono venuto perché io vorrei parlare con voi anche di ripartenza, perché bene o male... Certo, l'abbiamo invitato appositamente noi abbiamo provato, ripeto, per quello che si può nelle nostre condizioni date a fare il nostro dovere, e io penso, non devo dirlo io, lo devono dire quelli che ho incontrato, l'abbiamo fatto. Credo che abbiamo ripristinato il collegamento. Mi posso permettere Prego, maestro. di inserirmi? Allora, io riprenderei dalla parola dell'assessore, cioè la ripartenza. È proprio di quello che dobbiamo parlare. In Calabria noi abbiamo avuto una serie di problemi endemici, le faceva riferimento l'assessore, i ritardi storici, eccetera. Su questo piano abbiamo avuto la pandemia, però nel nostro settore, caro assessore, dobbiamo avere anche l'onestà intellettuale di dire che il bando dei grandi eventi della regione è fermo da 6 mesi. L'attività dovrà essere conclusa entro il 1 dicembre e ancora non è stata nominata la seconda commissione. Ora, tutto questo ha creato problemi non solo a noi operatori, ma durante la fascia di apertura fra il primo e il secondo lockdown, cioè mi riferisco da giugno fino al 26 ottobre, le attività di spettacolo, le attività complessivamente avrebbero contribuito alla migliore economia, perché noi abbiamo un prodotto estremamente importante, come facevano riferimento Mica e Zampino, cioè con le nostre attività di spiaggia, alberghi, ristoranti, trasporti, comunicazione, eccetera. Ora, non è necessario fare polemiche, dobbiamo parlare di ripartenza. Se parliamo di ripartenza, allora bisogna dare risposte utilizzando le parole della con competenza. Cosa succede oggi che siamo quasi a metà della sperata la metà di giugno per il 21? Vogliamo utilizzare questo periodo per pensare ad una seria ripartenza e coniugare economie diverse, la cultura, lo spettacolo, la gastronomia, il turismo, tutto insieme per fare vivere la nostra regione, che ha tante possibilità che vanno assolutamente valorizzate. È proprio per questo che dalla mia prospettiva abbiamo lanciato da Calabria per tutta l'Italia questo appello alla ripartenza della musica dal vivo.
Grazie maestro Pollice, quindi ripartenza tutti insieme, si Sì, può no, fare, come lo dobbiamo il fare? maestro ha ragione, innanzitutto non è fra le mie deleghe, e quindi io provo a essere responsabile di quello che dipende il mio, per cui se qualcosa non funziona va cambiato anche nel nostro ambito quelli che non funzionano. Ma detto questo, su quel bando, visto che poi sono assessore ma mi occupo anche delle altre cose nelle mie deleghe, c'è stato un accesso esterno, per cui noi abbiamo anche il dovere della laicità, della legalità, cioè tu puoi fare le cose, le devi fare bene, e lì mi pare c'è stata questa difficoltà, per cui c'è stata come sempre un controllo interno, penso anche un'indagine esterna, ma concordo con lei che bisogna, a parte che credo ci fosse rispetto all'individuazione delle zone del governo questa sorta, diciamo, di blocco finanche mentale, tanto non sono aperti, ma concordo con lei, cioè bisogna comunque fare ieri quello che puoi fare oggi, quindi suggerirò, diciamo, a chi di competenza da lunedì di capire che cosa poter fare su questo bando dei grandi eventi che devono ripartire. Come la vedo io, al di là di quello che abbiamo fatto, e sono giuste anche le critiche, anche a me se sono mancati in qualcosa, oggi ne abbiamo. Tant'è che io proprio ieri mi informavo, perché noi siamo commissariati in sanità, abbiamo questa prospettiva della vaccinazione. La Calabria è arrivata al 50%, noi crediamo che entro fine febbraio, compreso gli anziani, quindi il Paese e la Calabria dovrebbe arrivare a una vaccinazione prudenziale, perché poi su questi sono dati che sono comunque verificati dal Governo, dal Ministro della Salute, direttamente dai commissari, ma diciamo abbiamo questa dimensione temporale. Quando tu arrivi al 30-35% di vaccinazione dei soggetti più deboli, che sono i sanitari, gli anziani, chi ha, diciamo, problemi maggiori sul piano della salute, possiamo dire, perché il mondo non può fermarsi, nemmeno la Calabria può fermarsi, che noi affronteremo la futura stagione che arriverà, non dico la normalità, ma sicuramente una condizione differente di quella che abbiamo vissuto, e in quello spazio la Calabria è stata protagonista. Io i dati li anticipo. Noi in una stagione doveva essere pari a 0, abbiamo avuto luglio meno 38, agosto meno 18 negli hotel, e tutti sapete che le seconde case, gli appartamenti ammobiliati su turisti e B&B sono stati assaltati. Noi avevamo preservato risorse che prima, lo sa chi si occupa di spettacoli dal vivo, erano distribuite random a fantomatiche associazioni che erano legate a Tizio, KS Emproni, inutili, dispersi, 40.000 euro per ogni circa 1 milione di euro non serviva, perché sognavamo, ad esempio... Parla della legge 13? La legge 13, okay. La legge 13, la prima volta non assegnate, perché sognavamo nel risparmiare, visto che speravamo non ci fosse l'impennata della curva, con la compianta Iole, di immaginare il Natale e il Capodanno. Cioè, tant'è che anche le vostre reti, in associazione con altri, un bel progetto che era lo spot Calabria tutto l'anno, perché noi dobbiamo immaginare, soprattutto in questa opportunità ci viene data, perché purtroppo questa pandemia è stata una cosa sconvolgente per tante generazioni, per l'economia, ma è un'opportunità, perché ogni crisi porta un'opportunità. Quindi questi soldi li abbiamo, sono fermi, qual era? Questi, sì, non sono stati utilizzati, 2 milioni di euro che venivano destinati alle associazioni. Quello del bilancio regionale, poi ci abbiamo coperto altre cose, ci saranno per quest'anno. Il tema è costruire, al di là dei servizi che vanno migliorati, perché noi dobbiamo migliorare il target delle nostre presenze, migliorare i servizi, c'è chi fa impresa sia nel campo delle agenzie viaggio, io non li conoscevo, nel senso Formica un po' di più perché di Moro è stata a Cetrara, ma ad esempio non conoscevo Zampino, sono dei professionisti seri nel loro campo, allora dobbiamo cominciare ad associare non quelli che urlano e parlano a vanvera e parlano di tutto. E io penso che noi, e vi dico anche quali sono gli strumenti, perché lei lo citava prima, perché qualcuno pure commentava, io ho sempre messo qualche risorsa in più per mitigare anche l'ordine cronologico, perché purtroppo per dare decine di migliaia di contributi, quindi con la valutazione che va in automatico, non puoi che avere questo famigerato click day. Perché mettevo delle risorse in più? Per mitigarlo questo click day. L'ho spiegato sgolandomi, qualche TV, mi sfogo in questa TV seria, addirittura raccontata di fallimenti, no, noi abbiamo coperto quelli che avevano i diritti. Quindi faremo il Riapri 2, che è l'ultima misura di aiuto per l'economia, per quei codici Ateco che non ci rientravano, lo riprenderanno quelli che hanno preso nella prima fase di lockdown, cioè gli ambulanti, i parrucchieri, i ristoratori, e siamo già pronti con gli investimenti, perché noi dobbiamo dire, e io incontrerò, ho sentito proprio ieri se non sbaglio Zampino, perché c'era anche un allarme, vedete,
noi dobbiamo essere, io poi sono nato qua, vivo qua, insomma, non è che faccio il milanese, no? Però dobbiamo sapere che le regole organizzative, quando qualcuno parla deve rappresentare qualcosa. Allora c'è stato un associato, non so di chi, non credo rappresenti nessuno, che ieri ha fatto procurato allarme con l'agenzia, perché un impegno con le agenzie di viaggio era, se avessimo avuto un bilancio a disposizione, ma essendo morta la Presidente il Consiglio ha potuto fare un bilancio tecnico, non si poteva intervenire, di abolire o perlomeno di ridurre una tassa iniqua che esiste soltanto in Calabria e in Sicilia delle agenzie, non è stato potuto fare, ma noi eravamo organizzati per sospenderlo, come sanno, tant'è che io ero dovuto sentire di sabato tutte le sigle delle agenzie che sono FTO. Cioè, la serietà è quello che quando parla Zampino, quando parla Formica, devono rappresentare la loro categoria. E in Calabria ci stiamo riuscendo, perché io li sento tutti i giorni, Assessore, e stiamo preparando, diciamo, gli investimenti che sono importanti, perché noi crediamo che da aprile, se vogliamo darci un obiettivo per quello che sentiamo, perché fino al 31 aprile il governo... La interrompo solo un secondo, perché devo andare in pubblicità, come lei sa è tassativa, siamo Sì, in diretta, quindi rimanete collegati, anche il maestro Pollice, continuerò con gli ospiti e poi do spazio al secondo blocco. Rimanete con noi, Tennellode. Rieccoci nuovamente con Tennellode, siamo qui con l'assessore regionale Orso Marso e idee, proposte, soprattutto confronti. Siamo con i presidenti anche con il presidente Zampino e con il presidente Formica, Federalberghi e Agenzia di Viaggio. Allora, parto proprio con Zampino, Fiavet. Abbiamo qui l'assessore, qual è la sua idea? Si riparte dalla Calabria, quindi non pensiamo adesso alle cose negative, dobbiamo essere positivi per una Calabria migliore per tutti. Prego. Allora, quello che noi abbiamo chiesto alle istituzioni è che da ora in poi, come già da marzo, abbiamo inviato dei documenti di cui le istituzioni devono tener conto. Quando si parla di turismo in Calabria si parla prima con le categorie, prima di tutto, altrimenti non ci potrà essere nessun percorso. Altra cosa importante, noi dobbiamo, per onor di cronaca, dobbiamo dire che la misura che a noi ha destinato l'assessore e anche le istituzioni è stata una tra le migliori in Italia. E le dico, sono molto amareggiato per il settore perché circa 1 milione di euro è ritornato indietro. Quindi faccio un mea culpa proprio alle aziende di viaggio calabresi affinché il nostro settore si riqualifichi e arrivi al punto che in altre regioni già è. Perfetto. Federalberghi. Beh, quello che sicuramente con la parola rilancio si cerca di sensibilizzare un po' tutta l'opinione pubblica, tutte le istituzioni, a quello che è il concetto di turismo, che è un concetto che è la filiera, che è la cosa importante, dall'albergatore all'agenzia di viaggi, al tour operator, ai trasporti, a tutto, comprendendo anche quella che è l'attività sociale, perché sappiamo bene che ci sono oltre 4 milioni di posti di lavoro all'interno della filiera turistica. Anche in questo, come Federalberghi Calabria, abbiamo sensibilizzato il commissario per la sanità proprio affinché gli operatori del comparto turistico rientrino nella fase 2 delle vaccinazioni, proprio per dare quel segnale di ospitalità ed essere pronti e dare la tranquillità nel momento in cui riusciremo a riaprire le nostre strutture e ad ospitare dei turisti in Calabria. Grazie. Fatemi riandare dal maestro Pollice. Come si sta riorganizzando la musica per ripartire? Maestro Pollice. La musica ha lanciato questa petizione sulla piattaforma change.org, appello per la ripartenza della musica dal vivo. Voglio ringraziare questa trasmissione per l'invito, ma soprattutto per avermi dato l'opportunità di conoscere, se non di presenza, l'assessore, perché mi ha convinto, ha parlato dell'importanza del rapporto con le categorie. Noi rappresentiamo l'Agis Calabria, l'intero sistema dello spettacolo, non abbiamo avuto interlocuzioni con la Regione. Mi auguro che l'assessore possa riprendere fra le sue deleghe lo spettacolo e anche i grandi eventi, perché ha senso avere i grandi eventi, il turismo, e avere così finalmente un interlocutore capace di ascoltare e di cogliere il senso dei migliori professionisti calabresi. Grazie maestro Pollice. Assessore, in un minuto si può concentrare tutto questo
con un tavolo di confronto e unire proprio tutti, dalla musica alla gastronomia alle maestranze del territorio? Guardate, io ne sono convintissimo, e quando tu parli con le competenze, con la vera rappresentanza, io penso che mai come oggi noi abbiamo una grande opportunità, perché a parte il dibattito tocca sul piano istituzionale dei fondi del recovery plan, perché il recovery fund, il recovery plan come lo si vuol definire, non ritorneranno, è un nuovo piano Marshall, quindi non dobbiamo sprecare nulla, per cui saremo al tavolo, ma io penso che noi abbiamo dimostrato in quella stagione difficile in cui siamo stati primi, perché si può dire la Regione Calabria l'estate scorsa è stata prima per accoglienza, i nostri leader hanno fatto numeri superiori al 2019 ed erano imparagonabili, noi dobbiamo avere il sangue agli occhi perché sappiamo a che cosa ci possiamo candidare, a quello che siamo, quindi io sono lì al lavoro, è ovvio che finisce prematuramente, poi saremo di nuovo in campo e mi auguro che la gente voglia continuare a darci fiducia, abbiamo credo spezzato un po' questa monotonia della rassegnazione che tutto non debba funzionare come se fossimo sempre tutti brutti, sporchi e cattivi. Lo dico anche per il lavoro che fate qui, lo dico anche per il lavoro che fanno tanti negli ospedali, che il racconto di questa terra, perché noi passato Lago Negro c'è sempre il racconto che dovremmo tutti essere quasi indranghettisti a strascico, a me ha annoiato e quindi siccome dipende da noi, non arrivano i marziani a salvarci, io penso che noi dobbiamo con serietà, con professionalità, avendo risorse infinite, io l'ho dimostrato, mi sono trovato arrivato ad aprile a rimodulare i primi 150 milioni perché qualcuno si è girato i pollici, l'aveva lasciati lì e non erano quelle 21-27, non sono quelle recovery fund, l'importante è non sbagliare, l'importante è ascoltare, io posso ricevere già quando faremo questi stati generali del turismo, se mi fate la cortesia, se avete i numeri, di inserire anche rappresentanti dello spettacolo, perché poi ovviamente il collega Spillì che è alla cultura in questo momento sta svolgendo una funzione diciamo più complessa, però ripeto, faremo partire un protocollo d'intesa proprio da Tennellode. Sì, tanto ormai guardate, il lavoro loro lo sanno, i tavoli in televisione tu hai pochi minuti, in genere si impressiona per slogan, però possiamo darci l'opportunità di rivederci qui in studio, ma noi dobbiamo arrivare con la sintesi sul lavoro, loro lo sanno perché sanno benissimo, l'ho incontrati sempre in questi mesi ascoltando tutti, ed è un lavoro che dura ore di confronto, cioè io avevo messo 1 milione in più proprio nel confronto del numero delle agenzie, abbiamo poi scoperto che su 300 potenziali hanno partecipato 66. Questa è la verità, insomma. Bene, no? Io devo chiudere, è stato un piacere averla qui, Assessore, ne riparleremo, partiamo proprio con questo progetto, quindi da Tennellode, inviteremo anche il direttore Pollice, Federalberghi, Zampino, Confiavet, inviteremo tutti e lo monitoreremo, andremo a monitorare poi anche questo progetto, perché la cosa importante poi è anche avere un reporting e controllo di quello che si può fare in Calabria. Vi lasciamo a proposito di musica con la splendida voce di Alex Perciabosco, saluto il maestro Pollice e gli ospiti che abbiamo avuto in questa prima parte, ci vediamo fra pochissimo. Grazie, arrivederci. Diventerai grande in un tempo piccolo, hai talento per sentirmi libero, vestendomi in fretta per non fare caso a tutto quello che avrei lanciato. Scesi per strada, mi mischiai al traffico, rotolai in salita come fossi magico, toccando terra e rimanendo umbilico, diventai un albero per oscillare, spostai lo sguardo per mirare altrove, cercai un mondo per dimenticare, mi pinsi l'anima su tela anonima e mescolai la vodka con acqua tonica, poi pranzai tardi all'ora della cena. Mi rivolsi al libro come una persona, guardai le tele con aria ironica e mi giocai ricordi provando il rischio per poi rinascere sotto le stelle, ma non scordai di certo un amore folle in un tempo piccolo.
sannai il dolore con del vino rosso, buttando il cuore in un qualunque posto. Mi addormentai con un vecchio disco, tra i pensieri che non riferisco, dei due dubbi in un pasto visto. Ti pizzi l'anima su te l'anonima e mescolai la vodka con acqua tonica. Poi pranzai tardi all'ora della cena, mi rivolsi al libro come una persona, guardai le tele con aria ironica e mi giocai i ricordi provando il rischio per poi rinascere sotto le stelle, ma non scordai di certo un amore folle in un tempo piccolo. Da-da, da-da, da-da. Farei un applauso fortissimo. Grazie a te, ciao Giuseppe. Ad Alex. Buona domenica. Complimenti, buona domenica anche a te. Bene, terminato il nostro primo blocco, ci siamo allungati un attimo proprio perché l'argomento è importante, questa Calabria deve ripartire, quindi uniti tutti quanti insieme. Proprio oggi si è discusso insieme all'assessore regionale di fare rete, di fare squadra, di fare gruppo soprattutto, perché la Calabria ha bisogno di tutti, ma soprattutto di fare grandi sinergie. E a proposito di questo, nel secondo blocco ci siamo venuti a trovare due ospiti con noi per parlare di Calabria, di ripartenza, di fare rete soprattutto, e quanto è importante far conoscere meglio i nostri territori, perché forse, diciamocelo, non tutti i calabresi conoscono la Calabria. Ecco, consentitemi questa frase che sembra una frase fatta, ma in realtà poi ci sono dei momenti e delle giornate quando vai a vedere con i tuoi occhi, attraverso una semplice passeggiata, quelle che sono delle grandi risorse che abbiamo, soprattutto delle bellezze paesaggistiche e naturalistiche del nostro territorio, rimani sconvolto, rimani proprio sconvolto. E oggi ve ne parlo di tutto questo con il dottor agronomo forestale, il dottor Roberto Sabatino, e con il Presidente del Consiglio della cittadina ionica di Crosia, Francesco Russo, delegato al turismo. Parto velocemente da Francesco Russo. Intanto ben arrivati a tutte e due, come state? Grazie. Bene, grazie. Bene. Ben trovato. Se mi date l'occasione, io in questa fase vorrei dare del tuo ai miei ospiti, perché sono argomenti caldi, argomenti dove voglio entrare anche con incipit e con inviti, insieme anche alla vostra graditissima presenza e a quella che è anche la nostra social room, dove partiranno tante domande. So che Vincenza, c'era una domanda già dalla social room prima per l'assessore. Sì, lanciamola, tanto l'assessore poi avrà modo anche di rivederla e di Come rispondere alla nostra social room, e poi parto con i nostri ospiti. Allora, guarda Giuseppe, ce ne sono due, le leggo velocemente entrambe. Sì. Volevo chiedere all'assessore, non è più giusto che i fondi siano distribuiti in base al fatturato delle agenzie di viaggio in riferimento all'anno 2019 con previsione del fatturato stesso al 2020? E poi la seconda domanda, gentilmente vorrei chiedere all'assessore Orsomarso perché non abbiamo ricevuto il contributo di Riparti Calabria, malgrado il mio bed and breakfast è regolare. Pago l'IVA, pago tutto, regolarità contributiva, eccetera. Grazie, un abbraccio Silvana. Bene, abbiamo appena detto che noi su questo argomento ci saremo sempre, quindi avremo un focus sempre acceso su questo argomento, quindi ne riparleremo nella prossima puntata e daremo risposta anche al nostro telespettatore. Ecco, vedete, Francesco Russo e Roberto Sabatino, si parla oggi tanta polemica, tanti problemi, tante preoccupazioni. Ma secondo voi, Francesco Russo, partendo proprio dalla cittadina di Crosia, si può fare turismo, cioè si può ancora vedere con un occhio positivo verso il futuro? Certamente, innanzitutto perché siamo una terra che ha già dimostrato, dopo il primo lockdown, ha dimostrato tanto, perché abbiamo visto che quest'estate una delle mete preferite, anzi forse la meta preferita è stata proprio la Calabria, perché i contagi erano a zero. Ci siamo ritrovati poi subito dopo con una situazione
purtroppo negativa a causa delle nostre situazioni della sanità calabrese, altrimenti io azzardo a dire probabilmente la Calabria poteva ambire anche ad essere zona bianca in questo momento, visto che non c'è nessuna regione d'Italia, il governo ha introdotto questa cosiddetta zona bianca, ma con una situazione sanitaria diversa ci potevamo sicuramente ambire. E proprio per questo... faccia lei una panoramica secondo la sua situazione attuale in Calabria. La situazione attuale è una situazione chiaramente critica, è tutto bloccato perché ovviamente abbiamo un'economia bloccata, quindi parlare in questo momento di turismo non è facile, però è chiaro che noi dobbiamo pensare a questa ripartenza che spero ci sia nel più breve tempo possibile, quindi dobbiamo già iniziare sin da ora, non dobbiamo mai fermarci, in modo particolare noi istituzioni, ma anche il mondo dell'associazionismo e tutti quanti insieme, tutti gli attori principali, anche il mondo dell'imprenditoria, tutti coloro che hanno le strutture ricettive, dobbiamo pensare alla ripartenza perché ci dobbiamo far trovare pronti. Bene, proprio questa mattina c'è stato un importante appuntamento, un percorso naturalistico alla foce del fiume Trionto. Dottor Sabatino, che esperienza è stata, visto che lei era uno proprio degli autori di questa passeggiata? Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Questa iniziativa è nata da un'idea del Lions Club Rossano Sibaris nell'ambito di un progetto più ampio in relazione anche a quello che è l'anno intermondiale dell'ambiente, dell'albero e della forestazione, e parlo anche in qualità di dottore agronomo, dottore forestale e rappresentante dell'ordine di Cosenza in quanto autorizzato al mio presidente. L'iniziativa è stata questa: fare marketing del territorio facendo innanzitutto conoscere... Possiamo vedere dalla regia delle immagini che ci ha trasferito stamattina in diretta il dottore Sabatino. Eccole qua. Tenetele anche all'Edwall, alterniamole un po' così le vediamo anche noi. Ecco, qui cosa state facendo? Allora, dove eravate? Eravamo in località Faro, alle foci del fiume Trionto, per innanzitutto far conoscere ai giovani il territorio e le bellezze naturalistiche, ambientalistiche e paesaggistiche del territorio, per poi divulgarle agli altri compagni o ai loro coetanei o a tutte le persone. Questo progetto è stato un service, un progetto dei Lions Club International del distretto 108YA, che ha visto coinvolti una serie di associazioni non profit, tra cui l'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Cosenza, la GESCI zona 3 di Rossano, Rossano Recupera, l'Istituto Agrario Filippo Silvestri di Rossano e l'Interact, cioè i giovani del service dell'associazione Rotary International. Ecco, i giovani, a proposito di giovani, quando hanno visto questi percorsi, quando hanno visto quando hanno affrontato questa bellissima passeggiata, cosa li ha incuriositi di più? Beh, innanzitutto molti vanno nelle spiagge alla plage, cioè dove c'è il lido, dove c'è la musica, dove ci sono le ragazzine, quindi questo è un luogo solitario, molto bello, ma difficile da raggiungere a piedi, soprattutto d'inverno, perché la natura prende il possesso del suo habitat. Sono rimasti molto incuriositi perché abbiamo spiegato sotto il profilo ecologico che cos'è una ecotona, cioè un luogo di transizione dove un ambiente finisce in un altro, cioè finisce un ambiente e ne inizia un altro, ovvero finisce la zona dell'acqua dolce e inizia la zona dell'acqua salata, cioè il mare, diviso da una striscia di terra esigua, da un cordone di sabbia, da una piccola duna, che è la duna costiera. Un tempo questo era la caratteristica di tutta la costa ionica e di quasi tutte le coste calabresi. Oggi questa situazione ambientale, ecologica, naturalistica è rimasta a Rossano, alla foce del fiume Trionto. Il turismo a causa della pandemia ha subito quindi un blocco pressappoco totale, no? Ma come vi state muovendo per poter continuare a valorizzare il territorio? Mi rivolgo anche alle istituzioni, perché ho visto durante la passeggiata che voi avete rispettato anche un triage, ho visto misuravate la febbre ai ragazzi durante la passeggiata. Ecco, ma per voi invece organizzare questa ripartenza che abbiamo tanto parlato prima anche con l'assessore Orso Marso, idee per il futuro, è possibile?
Ma Francesco. intanto un plauso per l'iniziativa questa di oggi, che è proprio da qui che ampliare. Esatto. No, si può partire già. Eravate due comuni limitrofi, fra l'altro, Sì, perché ma Mirto tra le Grosia tante e cose abbiamo Rossano. scoperto che siamo Trionto- anche amici di famiglia, perché i nostri genitori e suo nonno si conoscevano benissimo. Infatti quando lui gli ho chiesto chi fosse il papà e il nonno, mi ha detto io sono il figlio, gli ho detto beh allora ti conosco già, e quindi è stato tutto più facile. No, ma il Trionto poi racchiude i comuni di Corigliano Rossano, di Closia e tanti altri comuni, quindi quando si parla di Trionto si parla di intere comunità, quindi già da questo si può partire per progettare, perché il Trionto ha una storia immensa, una storia molto bella, peraltro, che racchiude non solo bellezze paesaggistiche, naturalistiche, ma racchiude un po' di tutto, anche dall'enogastronomia. Abbiamo anche la Dolce di Rossano che, ad esempio... Il Trionto mi pare che scorre per circa 40 km. 40 giusto? chilometri Sì. da Longobucco, che poi arriva fino, addirittura passa da noi, Corigliano Rossano. Sì, nasce per sui cui monti della Silava. c'è pieno di tradizione, e proprio questo potrebbe essere un punto di partenza, non che prima non lo sia stato, perché comunque da parte nostra c'è stata la massima attenzione, ecco perché poi queste iniziative sono importanti, perché mantengono sempre accesi i riflettori sul Trionto e quindi su tutto ciò che è attorno al Trionto. Quindi questa potrebbe essere una iniziativa, come tante altre. Un altro assist, Antonio D'Amico. Calabria, la Calabria è meravigliosa, arte, cultura, agricoltura e tanto altro. Oggi sembra che qui siamo l'ufficio dei protocolli. Ricordare Sì. al Presidente al Presidente e Al dottor all'agronomo, al dottor agronomo, che comunque il Trionto era, diciamo, la riva della grande Sibari, quindi Certo. dobbiamo dire che comunque la storia del Trionto è una Esatto. storia plurimillenaria di lotte tra Sibari e Crotone. C'è stata quindi, la famosa lotta. quindi comunque è un patrimonio da valorizzare, perché sotto la foce del letto del Trionto c'è La una battaglia parte di della Nica. prima Sibari, quindi Sì, della sì, prima sì. grande polis della Magna Grecia. E comunque la ripartenza del turismo, per ricollegarci a tutto il discorso al filone iniziale di oggi, è la storia, quindi ripartire dalla storia, perché la storia è insegnamento per i ragazzi. E plauso per l'iniziativa di oggi, perché ha coinvolto proprio giovani ragazzi che sono il nostro futuro. Quindi, dottore Sabatino, si possono mettere insieme queste, diciamo, tutte queste arti in generale, io definirei proprio l'arte, la cultura, l'agricoltura, tutte le categorie, tutti i settori, ecco, si possono mettere insieme per uno sviluppo armonico del territorio, per rimanere proprio in tema musicale. Allora, se mi è consentito dire una cosa, perché mentre non ricordo il nome Antonio D'Amico. di Antonio D'Amico, mi ha fatto venire in mente una cosa che non ci azzecca quasi nulla con l'argomento, che però, riflettendoci invece, è molto importante. Non so quanti di voi conoscono una certa professoressa Eleanor Ostrom. Questa era una professoressa di un'università americana che diceva una cosa e ha scritto delle pubblicazioni molto importanti sulle common lands, cioè i terreni collettivi, i terreni demaniali e più in generale le terre di un territorio. Il concetto fondamentale che rientra e viene riproposto in diverse interpretazioni da questa professoressa, che ai noi non c'è più, era questo: la valorizzazione del territorio passa attraverso, lei usa il termine inglese nativi, cioè da quelli che nascono e vivono in quel territorio. Le risorse naturali del territorio, sotto diverse sfaccettature storica, ambientalistica, paesaggistica, culturale, eccetera, e quanto altro, devono essere qualcosa che deve essere protetta, amata, valorizzata, divulgata dai nativi, cioè dagli abitanti del luogo. In questo modo si fa marketing del territorio. Marketing territoriale, perché comunque c'è dall'autoctono, partire proprio dalla persona reale che vive, ha vissuto in quel territorio, per far sì che gli altri possano conoscere. E poi dovrebbe essere anche il progetto da cui partire per il rilancio della nostra Calabria, perché la Calabria deve ripartire dalle sue origini, dalla sua tradizione, dalla sua storia.
Ecco, voi stamattina avete stipulato anche, avete presentato questo protocollo d'intesa, fra l'altro. Sì. Il Comune di Mirto non penso che c'era, perché non c'era, vi siete perché... conosciuti qui in trasmissione. Possono nascere quindi queste sinergie, fare rete, ecco, lo stiamo ripetendo, fare rete per una Calabria positiva e costruttiva. È possibile? Ma io prima ho citato la Osdrom, la professoressa Osdrom, proprio in quest'ottica, perché il fiume Trionto, come accennava Antonio D'Amico e l'assessore Russo, è un fiume importante sotto tutti i profili, sotto tanti profili. Se noi facciamo un salto di qualche centinaio di anni, così, dai Greci passiamo ai Romani, i Romani sfruttavano il fiume Trionto percorrendolo, perché era navigabile all'epoca, con delle navi e per andare a prendere la limonite a Longobucco, nelle miniere di Longobucco, e la limonite è un metallo nobile, simile all'oro. Oltremodo, quel fiume navigabile che oggi abbiamo visitato, abbiamo detto qualcosa, era un fiume che veniva usato a scopo commerciale e tecnologico, perché i boschi della Sila fornivano il fasciame e i pennoni delle navi romane, quindi questo fiume è ricchissimo di storia. Sotto il profilo geologico, lungo alcuni tratti si trovano conchiglie fossili con una facilità estrema, sulla riva si trovano le conchiglie che dopo una mareggiata possono far parte di qualche vetrina di qualche collezionista, ma non solo, fuori dall'acqua, sott'acqua. Parlo anche come fotografo subacqueo, io avevo la passione di essere un fotografo subacqueo quando avevo qualche anno in meno. Il mare è ricchissimo, perché davanti a quello specchio di mare passano capodogli, quindi balene, passano squali, passano pesci pelagici, cioè pesci di grandi dimensioni che vivono a grandi profondità. Poi ci sono anche i delfini, naturalmente. Quindi è un'oasi culturale, ecologica, storica straordinaria questo fiume Trionto, per cui tutti gli interventi devono essere finalizzati alla sinergia, quindi a una sorta di koiné culturale. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, devo andare in pubblicità. Francesco, prima di chiudere, quindi sinergia, abbiamo detto di sì, da dove bisogna ripartire, secondo lei? Ma intanto dalle sinergie, quindi fare rete, l'identità, quello che diceva Antonio D'Amico è importante, perché l'identità è l'elemento fondamentale che ti consente poi di poter fare ogni tipo di cosa, insomma, futura per il turismo, per la cultura e per tutto il resto. Grazie per essere stati con noi. Giuseppe, rimanete. io gli devo un attimo vado solo in pubblicità perché è tassativa, proprio mi stanno segnando da prima, devo andare in pubblicità, ci vediamo fra pochissimo. In estate d'animo cambiavano come le stagioni. Sola dentro un letto freddo in una stanza bianca come l'avorio. Ed ero stanca di ascoltare le parole di quegli uomini col camice del medesimo colore. Ed ero viva dentro un corpo avvelenato, più velenoso della mela di Biancaneve. Ma per me il principe non arrivava mai, forse aveva perso la sua strada, quella che io non ho mai ritrovato, quella che io non ho mai ritrovato. Con i capelli tra le dita, ferma ad aspettare sola la mia cura per la vita, per la mia vita, che mi ha vestita di un vestito color sangue, come fossi un tatuaggio sulla pelle bianca come l'avorio, come l'avorio. In questa stanza pallida ho chiesto a Dio: ti prego spogliami da questo mio destino. Ma questa è solo la realtà e lui miracoli li lascia sì, ma solo a Gesù Cristo. Ed ero stanca di sperare in quelle favole impossibili da scrivere. Non avevo più parole, avevo solo medicine, cicatrici a sangue sopra il mio cuscino.
arrivava mai. Forse aveva perso la sua strada. Figuriamoci se io ero capace di trovarla, io che mi perdo dentro il mondo, anche se in mano c'ho una mappa. Con i capelli tra le dita, ferma ad aspettare sola la mia cura per la vita, per la mia vita, che mi ha vestita di un vestito color sangue, come fossi un tatuaggio sulla pelle, bianca come l'avorio, bianca come l'avorio, bianca come l'avorio, bianca come l'avorio. I miei stati d'animo cambiavano in base alle canzoni. La splendida voce di Simona Dodaro. Salve. Ciao Simona, emozionata? Un po', sì, lo ammetto. Un po' emozionata. Voce abbastanza, come dire, squillante, abbastanza potente, si fa sentire, una voce abbastanza, no, decisa. La ringrazio. All'età di 7 anni hai iniziato lo studio di canto con Cecilia, la tua maestra di canto, Cecilia Cesario, che oggi sei diventata invece la sua assistente, vocal coach di Cecilia. Quindi hai fatto un passaggio abbastanza, no, come dire, impegnativo, fatto di, credo, anche un po' di sacrifici. Ce ne vuoi raccontare? Tra l'altro è una passione che mi ha trasmesso comunque Cecilia, perché lavorando insieme a lei mi ha dato la possibilità di esprimermi, però di avere anche una base tecnica, vocalmente parlando intendo. Quindi è un qualcosa che cerco di inculcare alla classe di propedeutica. Ti lascio fare un messaggio, un invito alla ripartenza della musica. Hai visto, oggi si è parlato tanto anche di ripartenza per la musica, è partita anche una petizione, lo ricordiamo anche noi, del maestro Pollice, affinché riparta la musica dal vivo. Perché secondo te è fondamentale che riparta al più presto la musica dal vivo? Ci troviamo in una situazione dove c'è bisogno di emozione e di calore, essendo che c'è mancanza di contatto fisico. Penso che la musica sia in grado di renderci presenti e allo stesso tempo uniti. Bene, grazie a Simona, in bocca al lupo per la tua carriera e per tutto quello che fai. Ringrazio lei e tutta la redazione per avermi dato la possibilità di essere qui. Grazie a te. Grazie. Ritorno dai miei ospiti al centro dello studio, perché abbiamo ancora il presidente del Consiglio Comunale di Crosia e il dottore Sabatino. Anche la musica è da inserire in questi protocolli di intesa, perché musica e cibo, musica e ambiente, dottore, viaggiano bene, e cultura. Vincenza, Giuseppe, ci sono messaggi dalla social room? Sì, ce n'è uno veramente interessante dove viene chiesto ai nostri ospiti. Evidentemente c'è davvero tanta voglia di fare rete in Calabria e c'è tanto bisogno, e quindi propongono a noi di Ten le Lode, grazie ovviamente con l'ausilio dei nostri ospiti, di mettere proprio, ovviamente in maniera così virtuale, nero su bianco questa proposta di fare rete, perché ci sono una serie di aziende, di imprese che ci stanno scrivendo e che avrebbero voglia di iniziare di fatto a rendere assolutamente accessibile a tutti questa idea, in modo tale così da farla diventare poi tangibile nel tempo. Bene, a questo punto, dottor Sabatino, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto io direi questo, che chi non ha radici non ha futuro, quindi le nostre radici sono la nostra cultura, quindi possiamo avere futuro, uno sviluppo sostenibile, realmente sostenibile, con la consapevolezza di avere un patrimonio straordinariamente bello e ricco. Io, se qualcuno mi vuole contattare, mi può trovare su internet, se mette la parola chiave Roberto Sabatino Rossano. È a disposizione per qualsiasi confronto. Francesco Russo, abbiamo sentito anche la musica, quindi ripartire e ripartire tutti quanti insieme? Sì, dobbiamo ripartire tutti quanti insieme. A proposito di questa proposta, devo dire che sono contento, perché molte volte le istituzioni hanno bisogno, ecco, di sentire che c'è da parte delle aziende, di tutti coloro che possono in qualche modo accompagnare noi in questo percorso di rilancio di questa nostra bellissima Calabria, e quindi penso sia un aspetto davvero positivo. Ovviamente a questo noi, e mi auguro
che ci dovrà essere l'appoggio da parte del governo centrale, della regione Calabria, perché oggi più che mai noi abbiamo bisogno di loro, perché i comuni tante volte, anche gli stessi imprenditori, commercianti, abbiamo pochi strumenti. Ecco, noi tante volte abbiamo le mani legate. Io in questi giorni, in questi mesi dove c'è questa pandemia, ho riscontrato tanta confusione, tanta preoccupazione, e tante volte i comuni, che sono quelli che ascoltano dal vivo, da vicino, anzi, i cittadini, possono fare tanto, però non hanno gli strumenti. Ecco, quindi ci vorrebbe veramente una grande rete anche con le istituzioni Appello private. quindi alle istituzioni, al governo centrale, di dare anche qualche strumento in più ai comuni. Questo è l'appello che arriva anche da Francesco Russo. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi. Pregherei la regia di mandarmi un videoclip, perché è il prossimo artista che avremo in studio con noi. Ha realizzato un videoclip durante anche il periodo della pandemia, dal titolo Baghera. Si tratta di Francesco Converso. Vediamo il videoclip e poi mi dicono che sta arrivando in studio, così sarà con noi. Spero di riuscire a essere con i tempi con Francesco in studio, quindi pregherei prima la regia di mandare il suo videoclip. L'odore della sua pelle non si scorda mai, tutto dentro lenzuola che non cambierò. Resto in queste quattro mura che oramai mi parlano di te, mi parlano di te. Ci vedevamo quasi mai lunedì, se la cercavi ti diceva sempre sì. Su un carno cantavamo senza un perché, la gente che si incazzava, sai com'è, si beveva sotto casa e diceva che le piaceva bere molto più di me. E adesso urlo sotto il tuo portone che ubriaco cerco il suo cognome. E Baghera lo sapeva, pensava a lei quando veniva sera. Lo sguardo era primavera, bella e rabbiosa come una pantera. E Baghera lo sapeva, e ad ogni morso me lo ricordava. Lasciava il segno e non faceva male, mi ha lasciato solo col suo carne. Sei tornata e non me l'aspettavo, era da tanto sai che ci pensavo. Mi sei mancata per davvero, ho fatto un sogno, tu non c'eri e non sapevo più dov'ero, chi ero, dov'ero. Restiamo qui distesi, guardando il cielo così tinto di nero che non sembra neanche vero. Lo sappiamo entrambi, viviamo di momenti, lo facciamo e affanculo i sentimenti. Adesso mi sento vuoto, non so più chi sono, guardo lo specchio cercando un perdono. Mi ha insegnato come si combatte con la vita e pensare sempre che non sia finita. Baghera lo sapeva, pensava a lei quando veniva sera, guardo era primavera, bella e rabbiosa come una pantera. Baghera lo sapeva, e ad ogni morso me lo ricordava. Lasciava il segno e non faceva male, mi ha lasciato solo col suo cane. Vuoi che resti, ma non so se posso. Vuoi ingannare l'ozio con del vino rosso e per farmi restare qui mi ripeti il mondo è nostro, nostro.
Tennellode è anche questo. Abbiamo voluto dedicare una rubrica ai giovani artisti della Calabria e non solo, una rubrica curata da Antonio D'Amico, che adesso sarà in studio con Francesco Converso per parlare di questo progetto Baghera e non solo. Do subito la linea ad Antonio e intanto voi continuate a scrivere alla nostra social room chiamando il numero. Allora, guarda, o tramite WhatsApp o tramite telefonata direttamente al nostro numero fisso. Per quanto riguarda il WhatsApp abbiamo il 345 92 1221, mentre invece il numero fisso 0984 41 720. Bene, a questo punto Antonio D'Amico, sei già con il nostro ospite, io ho riservato pure qualche domandina, ogni tanto come dire, entrerò nella vostra intervista, giusto per scambiare due battute anche con il nostro ospite. Grazie per aver accettato anche il nostro invito. A Francesco Converso che è qui con noi. Buonasera a tutti. Prego Antonio. Allora, continuiamo il nostro percorso iniziato dei talenti da Tennellode. Oggi con noi in studio abbiamo Francesco Converso per la musica. Mi ha colpito tantissimo leggere la tua biografia, sei giovanissimo, comunque da quello che ho capito ti sei avvicinato al mondo della musica da piccolino, da autodidatta, con il supporto, l'aiuto, lo stimolo di tuo papà e della musica che ascoltava tuo papà. Sì, esattamente. Quanto hai preso da papà dall'ascoltare la musica sua preferita per poi arrivare al tuo percorso musicale? Ma praticamente tutto, perché tutti i gusti di mio padre comunque sono diventati miei. Cioè nasco da quel tipo di musica anni 80-90 che poi col tempo ho fatto mia. Quindi ricordo ancora di quando ero piccolo che, diciamo, frugando nei cassetti cercavo nei dischi e trovavo da Luca Carboni Sempre Red, comunque poi sono diventati, diciamo, le mie influenze che poi riporto nelle canzoni, sempre cercando di rimanere sul moderno per quanto sia possibile. Mi riallaccio ad un artista che hai appena citato, Luca Carboni, Mare, il nostro mare. Rientra il mare di Calabria e il mare di Luca nella tua musica? Non ho ancora fatto una canzone sul mare, però volendo possiamo fare una canzone sul mare calabrese perché è importante valorizzare. Molto bella la cosa che mi ha colpito anche il fatto che tu, iniziando il tuo percorso universitario, ti sei avvicinato ad una pianola. Facciamo una piccola parentesi per il nostro pubblico perché comunque non conosce la tua storia. Tu arrivi all'università e dici di ritenerti fortunato perché all'interno di questo convitto, di questa università, c'era questa sala studio, questa sala musicale con un pianoforte. La tua emozione, l'essere entrato quel giorno in quella sala, cosa ti ha suscitato e come è nato il percorso musicale? Emozione, diciamo che sentivo l'esigenza di riempire un po' di tempi, quindi ho trovato questo pianoforte dove c'erano dei ragazzi che comunque sonicchiavano qualcosa e io avevo già scritto qualcosa di mio e quindi ho detto perché no, perché non provare a suonare io da solo quello che volendo dovrebbero suonare gli altri. E quindi stramperando un po' qualche nota, un po' in maniera maccheronica, ho provato a fare quella che poi è stata il primo pezzo prodotto, che è stato Baghera, quindi facendo prima gli accordi e poi naturalmente lavorando con degli arrangiatori. È stata la mia fortuna, forse è una sfortuna perché mi sento, no? Speriamo di no. Però è bello sottolineare questa cosa qua, anche perché comunque tu inizi da autodidatta, perché è vero che da piccolino hai frequentato corsi di musica, però finisce lì, da quello che capisco e leggo dalla tua biografia. Sì, ero un ragazzo un po' testardo, quindi diciamo quando mi venivano imposte di fare alcune cose ero sempre negativo, per quanto riguarda le lezioni di musica, scuole di musica, poi però è stato un discorso che ho ripreso da solo, facendo quello che mi piaceva di più. Quanto è importante la musica per te oggi, in questo contesto storico, un contesto dove la musica è ferma e bloccata? Cosa ti dà? Qual è l'input per andare avanti? Ma io vivo la musica in maniera molto viscerale, possiamo dire, perché
cioè mi accompagna durante tutto il giorno. Cioè, io studio per adesso ancora, però ecco, non vedo l'ora di finire il percorso universitario per basarmi solamente su questo. E riuscire a comunicare nelle canzoni è quello che mi fa star bene, cioè riuscire a raccontare quello che faccio durante il giorno, che poi cioè, uso quelle 10-15 parole che si usano durante il giorno e metterle nel pezzo, e questo è il lavoro. Diciamo, trasferire qualche emozione, che poi sono le mie, al pubblico è veramente qualcosa che mi attrae. Per riallacciarmi, la musica di papà, come dicevamo prima, è stata fondamentale per il tuo percorso, sì, per arrivare a scrivere il brano di Baghera, Nella testa avrei bisogno. Tra questi tre che ho citato, qual è quello che più è vicino al tuo mondo, al tuo essere io, al tuo essere Francesco? Ma Baghera, cioè ogni pezzo comunque lo vivo in maniera diversa, perché ogni pezzo mi ricorda qualcosa di me. Baghera comunque è stato il mio primo lavoro, però se ti dovessi dire il pezzo a cui a cui tengo di più è sicuramente Nella testa, che comunque è un pezzo abbastanza importante, impegnativo, dove comunque è un discorso con uno psicologo. E quindi si parla un po' di me, si parla un po' di tutti, è un discorso che sento vicino a tanta gente, riuscire a parlare, riuscire a farsi sentire. Però insomma Baghera è comunque un lavoro che ha impiegato molto tempo, è un lavoro del tutto nuovo a cui non ero per niente abituato, perché comunque ho fatto tutt'altro nella vita fino adesso. E quindi, diciamo, se ti devo dire quello a cui sono più, che mi resta nel cuore, è comunque Baghera, quello che sento più vicino Nella testa. Oggi, 17 gennaio 2021, Francesco sente di diventare un economista o un musicista? Questa è una bella domanda. Io mi sento di fare quello che mi fa star bene. E al momento è la musica e perché no, anche l'economista si può fare, il musicista e l'economista insieme si può fare, non lo so. Sentiamo Vincenza se ha qualcosa dalla social room. Sì, allora. Stavo leggendo anche io, ma già si sono scaricate, no? Anche tante le ragazze pure che stanno scrivendo. Francesco, Francesco, c'è questa domanda per te. Economista o musicista, come prima ti chiedeva Antonio? Un nostro telespettatore ti fa notare: probabilmente oggi affermarsi come musicista è 2 volte più rischioso, anche per la situazione, ovviamente il momento storico che stiamo affrontando. Che cosa ti dà la forza di dire, oltre la passione ovviamente immagino, voglio diventare musicista piuttosto che economista? Ma diciamo che secondo me non è proprio il periodo storico, è difficile in ogni caso diventare musicista, però adesso mi sento di avere il coraggio che prima non avevo, perché comunque io ho iniziato un percorso di studi anche per via di un coraggio che non sentivo, per via delle cose che sentivo, per via delle cose che comunque facevo mie che non erano mie, probabilmente, ipotizzo. Adesso però mi sento in grado di mettermi in mezzo e dire la mia. Non so se sia più difficile diventare economista o musicista. Io posso dire per il momento che diventare musicista è una bella lotta, che però vivo al 100%. In un mondo dove la musica adesso viaggia con internet, con i social, con i vari canali, il tuo pezzo, il tuo brano è riuscito a spaccare, è riuscito ad arrivare al pubblico, sei riuscito ad arrivare a quel target di persone che tu pensavi di arrivare? Ma relativamente, perché comunque si tratta del primo brano. E poi per quanto riguarda i social, sì, c'è la possibilità di dare ai giovani la possibilità di esprimersi, però io credo che dietro un progetto ci sia anche tanto tempo e soprattutto tanto denaro. Quindi presentare un progetto... Sei arrivato inconsciamente alla domanda che ti volevo porre per ultimo, cioè da questo percorso potrà nascere un album, un CD questo sarebbe, complesso? Sì, questo sarebbe il sogno, sì. Sicuramente nascerà. Con un po' di tempo, un po' di fortuna riuscirò a fare quello che voglio, insomma. Cosa vuoi dire ai ragazzi della tua età in questo momento che si avvicinano al mondo della musica?
io non mi sento di dare un consiglio, perché comunque ho bisogno io ancora di consiglio, però dico di credere in se stessi e di fare come gli pare, di non sentire nessuno cioè di non mescolarsi con la massa. Cioè adesso sentendo la radio, comunque io, poi magari è un discorso abbastanza singolare, però sento tante voci che si somigliano tra di loro, sono quasi uguali. Tutti i pezzi che comunque si fanno sulla stessa linea melodica, non tutti per fortuna, però ecco, di essere se stessi e quindi essere qualcosa di inimitabile. Non dimenticare mai queste parole che hai appena pronunciato, ricorda sempre di essere te stesso, perché l'umiltà ripaga in questo mondo molto duro e difficile. Quindi io ti faccio un grande in bocca al lupo, grazie per essere stato qui con noi oggi nella nostra rubrica di talenti da Tennellode. Invito tutti a mandarci i messaggi, i contributi, perché qui noi siamo per dare palcoscenico, dare possibilità, quindi dare voce a chi oggi difficilmente riesce ad emergere. Posso fare un saluto prima di chiudere? Vorrei salutare la mia vocal coach Silvana Gaeta, che stimo moltissimo. Grazie a te. Giuseppe. Grazie a voi. Sì, stavo leggendo ancora dalla social room, ripasso da questa parte perché poi alla fine sono tanti i messaggi che stanno arrivando, ma soprattutto volevo sapere se, ho letto l'ultimo, quello sui progetti in cantiere, se voleva fare l'album Francesco Converso, c'è in mente questa cosa di fare l'album? Ne avete parlato? Sì. Ne avete parlato, perché io mi ero un attimo distratto dall'altra parte, quindi a questo punto, caro Francesco, non ci rimane che farti un in bocca al lupo, sperando poi di ritrovarci qui a Tennellode, magari riusciremo poi a sentirlo anche cantare, perché oggi mi pare che non è possibile, ecco, sentirlo in diretta, proprio perché non c'è la possibilità del pianoforte in studio. Magari la prossima volta sarà fattibile, ok? Grazie Francesco, ma in tutto questo, perdonami, hai fatto dei saluti, non ho sentito i saluti però alla tua famiglia, che so che ti è stata tanto vicino nel progetto Baghera. Molto vicino, saluto anche loro, sì, mi hanno accompagnato in tutto il percorso, ringrazio tanto. Bene, noi non ci rimane che darvi appuntamento con il prossimo blocco, avremo con noi Lucia Grosso, parleremo di massaggi, parleremo di riflessologia plantare e tanto altro, quindi vi lascio con qualche minutino di pubblicità. Ancora no, c'ho un minuto? C'ho un minuto ancora, bene, quindi subito dopo parleremo stavo parlando di Lucia Grosso, e avremo anche con noi Alfonso Caruso, un operatore socio-sanitario. Si è parlato tanto della pandemia, soprattutto quanta gente è stata vicino agli ultimi, le persone che hanno avuto difficoltà serie, e lo racconteremo con delle immagini abbastanza forti. Abbiamo qualche altro collegamento dalla social room? Giuseppe, a dire la verità, l'appello che ha lanciato Antonio D'Amico pare sia stato recepito immediatamente dai nostri telespettatori. Io ho ricevuto proprio, tra l'altro, sulla pagina personale di Facebook di Tennellode una richiesta, Antonio, e cioè un ragazzo, poi ti darò ovviamente tutti i dati e quant'altro, chiede se può farti conoscere, quindi può venire al prossimo incontro qui con noi a Tennellode per sponsorizzare, tra virgolette, e noi di questo ne siamo felici, la sua compagna, che tra l'altro, a quanto ho letto, dovrebbe addirittura anche andare a Sanremo, quindi insomma potrebbe essere una bella cosa. Diventa Vincenza, sempre più il nostro obiettivo, l'obiettivo di questa rubrica è proprio di far conoscere le nostre realtà, quindi far conoscere i nostri talenti. Difatti si chiama talento da Tennellode, perché la Calabria è fatta di tanti e tanti talenti. Non dobbiamo più piangere, io mi riprendo alle parole dell'assessore, dobbiamo ripartire con forza e credere in noi stessi. Bene, e questo è un bel messaggio che passa, perché parlavamo prima, Antonio, no, di fare rete, quindi insomma questo è il modo corretto di fare rete e di far ripartire al meglio la nostra Calabria. Bene, grazie per averci seguito. Non è tutto, perché continueremo con il prossimo blocco, vi lascio con la pubblicità e ci rivediamo fra pochissimi minuti qui nello studio di Tennellode.
Bene, rieccoci nuovamente in studio, siamo con la nostra ospite Lucia Grosso. In questa puntata di Tennellode abbiamo voluto ospitare anche Lucia proprio perché periodi di stress, periodi di ansia, periodi soprattutto molto difficili, no? Per il nostro corpo, per il nostro fisico in generale, quindi si ricorre spesso a quello che è il famoso massaggio rilassante, il massaggio per rilassare, ecco, proprio il corpo, ma c'è una bella differenza e oggi parleremo con te di massaggio connettivale, in quali casi è consigliato. Grazie intanto per essere venuta. Grazie a lei. Il massaggio connettivale fa parte del massaggio olistico. Il massaggio olistico deriva da olismo, quindi è un massaggio che va a prevede praticamente tutto ciò che riguarda il benessere fisico, mentale e psicologico. Il massaggio connettivale è composto da manovre differenti, quindi da delle trazioni, ed è previsto per quelle... Sono i famosi thrust? No. No. Quella è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa. Perfetto. Solitamente il massaggio olistico è composto da una presa di contatto con la persona, che è uno sfioramento, da uno sfregamento successivamente, da un impastamento, e nel massaggio connettivale ci sono delle trazioni. Le trazioni sono dei movimenti più profondi che tendono a distaccare quella che è la muscolatura, quindi a creare ossigenazione a quello che è il muscolo. Il massaggio connettivale si fa in caso di contrattura, per rilassare, di cicatrizzazione. Senti, in questo periodo di pandemia, come state vivendo voi questo momento? Cioè, è possibile avere questo rapporto così ravvicinato con il paziente? È un po' più difficile, nel senso che dobbiamo adattare delle tecniche differenti, delle misure di prevenzione. Prima di avere un contatto con un paziente dobbiamo contattare il paziente qualche giorno prima e fare delle domande. Nel senso, se il paziente ha avuto febbre, se il paziente ha avuto contatti con persone con Covid, è un lavoro un po' particolare in questo periodo. Beh, quindi oltre alla chiusura che c'è stata di centri come diciamo quelli dove lavori tu, c'è proprio la difficoltà a fidalizzare. A effettuare quello che è la manovra poi o il massaggio. Anche a fidalizzare il cliente, perché il cliente in questo periodo ha paura. Ha molta paura. Quindi... Senti, sentiamo spesso parlare di riflessologia plantare. Ci puoi spiegare meglio di che cosa si tratta? Sì, la riflessologia plantare è una tipologia di massaggio che si basa sui meridiani, in sostanza sull'energia Chi. L'energia Chi è un'energia che è nel nostro corpo, e sulla pianta del piede abbiamo dei punti di riflessologia plantare. Praticamente bisogna vedere il corpo come un albero. I piedi sono la radice, la colonna vertebrale è il tronco e le foglie sono il volto. Dai piedi si riesce a massaggiare il tutto dalla colonna vertebrale, quindi la parte interna del piede e la colonna vertebrale, e sono posizionati tutti gli organi. L'unica differenza fra il piede destro e il piede sinistro è che sul piede destro abbiamo il fegato e la cistifella e sul piede sinistro abbiamo il cuore. Bene. Abbiamo già delle domande, ho visto già la social room e poi pregherei la regia, so che abbiamo anche delle immagini che ha portato anche la nostra Lucia, se ogni tanto le abbiamo all'head wall. Prego con la domanda. Allora, ti chiedono se ci sono degli effetti indesiderati che possono scaturire dalla riflessologia plantare, che tra l'altro è un argomento che in questo momento i nostri telespettatori stanno amando particolarmente, da tutti i messaggi che arrivano. Allora, solitamente sulla riflessologia plantare ci sono pochissimi effetti indesiderati, si può anche fare su donne in attesa, in gravidanza, si evita di fare su clienti, pazienti, in questo caso anche con regresso di radioterapia e chemioterapia, però la riflessologia plantare serve pressoché per calmare lo stress, rilassare, è un aiuto a quelle che possono essere delle patologie. Quindi ci sono pochissimi effetti desiderati. Ce n'è ancora un'altra? Ancora un'altra domanda, io prego. Te la leggo. Secondo molti la riflessologia plantare sarebbe utile anche per i malati, mi chiedono, di sclerosi multipla o addirittura per i malati di cancro, è vero? Per i malati di sclerosi multipla sì, per i malati di cancro è una domanda un po'
difficile da rispondere. Per i malati di sclerosi multipla sì, perché è una sorta di massaggio che va a rilassare e va producendo endorfina, va a ridurre quella che è la sensazione di dolore. Perfetto, grazie mille. Quali sono le caratteristiche del massaggio shiatsu invece? Il massaggio shiatsu, come la riflessologia plantare, si basa su dei canali che si chiamano meridiani, i meridiani emozionali, che può essere confrontato con quella che è una circolazione sanguigna. A differenza del sangue, nei meridiani va a circolare l'energia. Shiatsu tecnicamente significa Shi significa dito, Atsu significa pressione, una rigidopressione che avviene su tutto il corpo. Antonio, vuoi intervenire un po' sull'argomento? Oggi Antonio è un po' silenzioso. No, io mi sento solo oggi solo perché non c'è Damiano, lo salutiamo. Io mi sento solo, manca Damiano. Damiano Antonio, ci sarà la prossima Giuseppe, settimana. Scusami se ti interrompo, ma tutti quanti stanno chiedendo ma dov'è Damiano? Manca con la top 10. Lo salutiamo. Oggi Domenica prossima sarà con noi. Noi lo salutiamo. Guarda, è un argomento che a me prende tantissimo, anche perché io soffro di un problema ai piedi e quindi convivo 365 giorni all'anno con questo problema, che comunque oltre al massaggio è pure importante, vorrei sottolinearlo, la postura, perché comunque la postura, quello che poi dà il normale beneficio a tutto il nostro corpo. Il massaggio è associato anche, per quanto riguarda il piede, alle famose suolette ergonomiche. Sì. Benefici, pro, contro. Il massaggio abbinato anche alle suolette ergonomiche va benissimo. Il massaggio di riflessologia plantare ha anche delle mobilitazioni del piede. Sono delle mobilitazioni laterali che danno un sollievo al piede e c'è anche una mobilitazione roteale praticamente che dà sollievo anche a livello linfatico. Quindi sul piede si basa tutta la postura del corpo. Scarpa bassa o scarpa alta? Né alta né bassa. Bene, tante le domande, tante le curiosità, quindi continuate a scrivere alla nostra, attraverso la nostra social room. Abbiamo qui l'esperta che ci sta dando delle risposte. E allora, prima di tutto questo ci fermiamo solo un minutino perché Alessandro Perciabosco, il nostro cantante resident della nostra Tennellode, è pronto per farci ascoltare un altro brano musicale. Prego Alex, voi intanto scrivete. S'aggirava tra la giostra e il bar, mentre l'angelo di Dio bestemmiava facendo sforzi di petto, grandi muscoli e poca carne. Povero angelo benedetto. La sesta luna era quella di un disgraziato che maledetto il giorno che era nato lo marideva sempre. Da anni non vedeva le lenzuola con le mani sporche di carbone. Toccava alla signora e rideva e toccava, sembrava lui il padrone. La quinta luna fece paura a tutti, era la testa di un signore con la morte vicino, giocava a biliardino, era pelato ed elegante, né giovane né vecchio, forse malato, sicuramente era malato perché perdeva sangue
da un orecchio. Porta luna, era una fila di prigionieri che camminando seguivano le rotaie del treno. Avevano i piedi insanguinati e le mani, e le mani, e le mani senza guanti. Ma non preoccupatevi, il cielo era sereno, oggi non ce ne sono più tanti. Straordinario. Bene, ritorniamo con Lucia e soprattutto con i tanti messaggi che immagino già avranno... Ce ne sono tantissimi, Giuseppe, guarda, è un argomento questo che prende davvero tanto i nostri telespettatori. Allora, Lucia, ti chiedono: ho il piede cavo, ho fatto tante scarpe con il plantare, non si tratta del problema se il tacco è alto o basso, perché il piede a me fa male anche con la scarpa da tennis. Allora, questo telespettatore chiede: facendo la riflessologia plantare, ho possibilità realmente di migliorare, di avere un po' di sollievo? Si hanno dei sollevi perché si va a toccare quello che è la zona del piede, si hanno dei sollevi, però non si ha una risoluzione al problema. E quale sarebbe secondo te una risoluzione al problema? La risoluzione al problema sono gli esperti, che in questo caso non andiamo sul campo medico, e quindi i fisioterapisti. Grazie, io posso andare con un'altra, Giuseppe, perché sono veramente piena di domande. Allora, volevo chiedere, chiedo scusa, come mai praticando spesso l'automassaggio ai piedi in alcuni punti avverto dolore e talvolta anche delle scosse? Laddove si avverte dolore o delle scosse c'è una problematica collegata alla zona di riferimento del corpo. I punti sul piede rispondono a quello che sono i motorecettori e di conseguenza si avverte dolore laddove c'è la problematica. Bene, dove fai i massaggi, Lucia? Mi chiede un ultimo telespettatore. No, grazie, va bene così. Che ormai stai diventando... Allora, Lucia, abbiamo parlato oggi in questa puntata anche di Riparti Calabria, di dare un'opportunità di ripresa a questo territorio, come dire, sente proprio la necessità di ripartire, così come sentono la necessità di ripartire anche i centri spa, le spa, i centri estetici e quant'altro. Qual è il tuo augurio, cioè l'augurio che tu ti fai in questo momento e che fai anche alle tue colleghe, a tutte coloro che lavorano in questo campo? Il mio augurio è quello di ripartire. Io ho aperto l'attività da 2 mesi, quindi credo nella ripartire. Avete avuto degli aiuti voi in questo? Io in questo periodo no, perché ho aperto post-Covid, quindi ho aperto l'attività a ottobre. Anche con gli aiuti le colleghe non hanno risolto moltissimo, nel senso che gli aiuti sono minimali, per una gestione di un'attività non sono per nulla utili. Io spero che si riparta il prima possibile, c'è sempre la speranza. Senti, ritornando al discorso dei benefici, no? Che questo massaggio può portare a una persona. Perché ne abbiamo affrontato in questo periodo? Perché è stato un periodo difficile anche dal punto di vista psicologico, no? Sai, di stress. Marzo, Antonio, se sei d'accordo, la pandemia, da quando è iniziata, il primo lockdown, poi è stata vissuta in maniera, cioè è stata qualcosa di veramente pesante. Secondo te ha influenzato molto l'aspetto psicologico e quanto un massaggio avrebbe potuto aiutare, o comunque un'attività di relax? Ha influenzato tantissimo l'aspetto psicologico, si parla di uno stress mentale. Ecco, appunto, per portare una persona poi a stare sotto stress. Per stare sotto stress. La richiesta dei massaggi in questo periodo non è diminuita, anzi è aumentata. Le persone hanno bisogno di scaricare ciò che sono gli ormoni dello stress. Con il massaggio si riesce a ottenere questo, perché va a creare quella che è l'endorfina, si ha un rilassamento
rilassamento, il battito cardiaco inizia a rallentare, ci sono dei respiri più profondi e quindi la persona richiede il massaggio rilassante, che di per sé il massaggio olistico è rilassante. Comunque diciamo una cosa al pubblico e a chi ci sta guardando in televisione oggi: i massaggi, la fisioterapia servono, fanno bene, aiutano a rilassare, anche perché il nostro corpo, il nostro fisico ha bisogno che le difese immunitarie siano sane e le difese immunitarie diventano sane anche con una questione psicologica, con il benessere. Cioè, parliamo di assembramenti, ma gli assembramenti li abbiamo fuori nelle strade, nei centri, le palestre, la piscina, il nuoto. Credo che con le distanze e con le dovute cautele del caso possano riprendere, possano riaprire, anche perché abbiamo bisogno di ritornare a vivere il nostro benessere personale, perché comunque dal benessere interiore, fisico e mentale nasce poi lo stare bene anche a livello di salute. La problematica in questo periodo è anche l'insonnia, certo. Perché avendo un corpo stressato e una mancanza di produzione degli ormoni della serenità, le persone soffrono di insonnia. Io ne sono un esempio Quindi vivente. questo è un periodo completamente di stress. Bene, altre domande, Vincenza, prima di dare la linea al TG? Allora Cecilia, salve, buona serata, avrei una domanda da porre a Cecilia. Sto quasi tutto il giorno in piedi e vorrei sapere se la massaggiatrice ha qualche consiglio da darmi per poter riposare in modo adeguato tanto i piedi quanto la schiena. Scusami Vincenza, a un certo punto ho pensato qualche consiglio di canto con Cecilia, invece con Lucia, credo con che Lucia, la signora ha sbagliato nel messaggio. Guarda, Signora si chiama verità, Lucia, la signora ha sbagliato, ma mi prendo la colpa anche io perché l'ho letta in automatico. Stai tranquilla Vincenza. Allora, dopo una Prego, giornata Lucia. di stress solitamente io consiglio un bel bagno caldo con sali minerali. Ci sono degli oli essenziali di categoria A che sono gli oli che rilassano, come la lavanda, può essere la cannella, e si possono inserire in un bagno caldo e la signora deve fare assoluto riposo dopo una giornata di assoluto stress. Infatti, quindi la formula giusta gliel'abbiamo data, noi stiamo per dare la linea al TG. Ci sono altre domande? No, dalla social room? No, più che altro c'è una puntualizzazione su quello che ha detto Antonio, ma ci troviamo perfettamente d'accordo. Un nostro telespettatore dice: in realtà in un momento così difficile, storico, con la pandemia e quant'altro, invece di promuovere uno stile di vita sano, capace di rinforzare il sistema immunitario, ci si ritrova a dover star chiusi in casa e aggiunge, e io su questo penso che Lucia sia assolutamente d'accordo, centri estetici, centri benessere con le dovute precauzioni, ma dovrebbero rimanere aperti. Cosa ne pensi tu, Lucia? Io credo che possano rimanere aperti, perché alla fine il contatto col cliente è rapporto operatore-cliente, quindi l'ambiente viene sanificato ogni cliente, quindi si può tranquillamente rimanere aperti, anche perché questo induce la persona a uscire da casa e avere cura di se stesse, perché il benessere è anche avere cura di se stessi. Il fatto di aprire e chiudere i centri benesseri a noi causa una non fidelizzazione del cliente, il cliente ha paura anche di uscire. Il Covid mette realmente sotto stress le persone, nel senso che non si riesce più ad avere un rapporto sociale e umano con le persone, quindi tutti i clienti che io ho nel mio centro vivono questa cosa non benissimo, nel senso che capita che io ho un appuntamento, lo devo spostare perché mi viene chiuso il centro improvvisamente. Quindi io... Posso farti una domanda? Sì. Nella tua clientela, oggi viviamo in una società dove il benessere è al primo posto, ma rientriamo anche qui nella nostra Calabria, nella nostra terra calabra, negli standard europei e internazionali, dove l'uomo ora tende di più a curare il proprio benessere fisico della donna? Ho una clientela prettamente maschile, l'uomo si cura più della donna e
ed è una cosa positiva, nel senso che comunque riesce a migliorare quello che è l'essere interiore. Sì, rientra tanto la cura maschile. Ulteriore domanda che ti faccio, è più un target che va dai 40 in su o dai 40 in giù? Dai 40 in giù, quindi è una clientela prettamente giovane. Com'è questa domanda dai 40 in giù? Senti, tu ancora ci Scusa, devi arrivare, quindi noi siamo anta e andiamo avanti. Sapevo che Antonio aveva 30 anni, cioè 31, 32. Come è stato? Noi ormai siamo nella categoria anta. Vincenza, altre domande? Ne abbiamo ancora un'altra, Sì. sempre sulla riflessologia plantare, Lucia. C'è una connessione tra riflessologia plantare, ti chiedono, e risposta psicologica? Mi spiego meglio. In molti pensano che la mente influenzi una ipotetica anche risoluzione del dolore fisico e anche un po' tutti i processi di guarigione in generale, quindi il nostro telespettatore chiede: se io vado a fare un massaggio, quindi di riflessologia plantare, a livello psicologico ho anche dei benefici? Ha dei benefici sia a livello psicologico, anche perché è una questione chimica. Nella pianta del piede abbiamo dei motorecettori che rispondono e quindi portano il messaggio al cervello. Si hanno delle migliorie perché la produzione di endorfina, quindi abbassando quelli che sono gli ormoni dello stress, si riduce anche quello che è psicologicamente il dolore, in sostanza. Bene. Altre domande non ce ne sono più perché dobbiamo dare poi fra pochissimo la linea al TG, quindi vi lasciamo con un brano musicale del nostro Alex, che ha scelto un brano bellissimo anche questa volta, e noi ci vediamo subito dopo con l'ultimo blocco, dove parleremo insieme ad Alfonso Caruso della pandemia, quando ha messo a dura prova proprio il sistema degli operatori OSS e non solo. Alex, sei pronto? Via con la musica. È una richiesta, eh? Ho ricevuto una richiesta. Ah sì, in diretta proprio. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Cosa sei? Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, proprio mai. Adesso ormai ci puoi provare, chiamami tormento dai, già che ci sei. Caramelle, non ne voglio più. Le rose e violini, questa sera raccontali un'altra. Io rischierò se posso sentire, ma quando la cosa mi va, se mi va, quando al momento dopo si vedrà. Parole, 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 soltanto parole, parole fra noi. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Cosa sei? Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, proprio mai. Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai?
normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire e sognare. L'uomo che dice in te quando c'è e quale momento può piacere a me. Parole, 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 soltanto parole, parole fra noi, parole fra noi. Grazie. Grazie Alex. Sai, stavo pensando, Vincenza, sulla social room, le persone da casa ci possono chiedere i brani, no? Cosa ne pensi? Sarebbe una bella Tanto idea. Alex è un perché jukebox, no? perché lui tanto qualsiasi canta cosa. fino a 389 milioni di brani. 25 giga di brani. 55.555 brani. E allora lanciamo questo appello, Giuseppe, no? Sì, Quindi, anche. se avete richieste, volete ascoltare il nostro Alex cantare. Facciamo una domenica, sai, in salotto, no? Magari facciamo una dedica live, Giuseppe. Facciamo Una bella dedica, live. ragione. Una dedica live, certo, Bello. per chi ci Usiamo segue da la social casa. room, dai. In questo Certo. momento usiamola la social room, usiamo anche i telefoni, chiamate, anzi la linea è aperta, quindi possiamo ricevere in diretta una telefonata. Bello, magari, sì, no mi piace, Alex? mi piace, ci La piace. lancio così, ecco, Ci quindi piace. vediamo se qualcuno vuole telefonare al numero 0984 84 17 20 e chiede una canzone magari per la propria compagna che sta sul divano, mentre stanno gustando O una magari domenica. Chi è lontano magari, che ne so. O chi è lontano. Mamma mia, no? posso Così fare la ci segue. cattiva? Oppure per la propria amante, ragazzi, lo so. Guarda, è Avevamo tremendo, detto tutto, è proprio, compagno. Antonio, è proprio il peperoncino, guarda che... Ma lei è irriverente, così, l'abbiamo detto irriverente, è proprio da quando irriverente. è arrivata, è il riverente peperoncino calabro di Tennellode. Scateniamo l'inferno qua. Senti, Alex, accetti quindi questa cosa? Assolutamente. Possono telefonare? Assolutamente. Va bene? Molto Quindi piacere. telefonate, potete chiedere dal tradizional popolare, quindi anche da Calabrisella mia. Devi accettare adesso. Se mi quindi ricordo le no, quella è la vera musica. Se no Ricordi- cantano loro. Aspetta, Se no li Scusa, facciamo cantare. Io suono Alex, e loro cantano. Se può non mi arrivare ricordo le anche parole- la canzone di un cartone. Può arrivare il cartone dei Heidi. bambini. Heidi, Gigorobò, Anna dei capelli rossi, Lupin. Vabbè, c'è una telefonata in linea. Pronto? Hai visto? Nemmeno ancora abbiamo lanciato la cosa e già c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Non è al telefono. Ah, l'ha presa. Cioè, abbiamo forse una È la telefonata. regia che ha È la preso- regia Sì, che... Buonasera. Buonasera, buonasera. Con chi, Pronto? con chi abbiamo il piacere di parlare? Sono Barbara da Cosenza. Barbara. Senti, Barbara, Sì. come mai hai chiamato, Barbara? Perché ho appena sentito che si possono fare le richieste delle canzoni. Sì. Sì. Allora, mi dica il titolo, però gliela dobbiamo far sentire dopo la pubblicità perché c'ho la pubblicità e devo andare subito. Qual è il titolo della canzone? Sì, no, è una canzone, può scegliere Alex. Intanto Può gli scegliere faccio Alex, complimenti ok. perché è bravissimo. A chi la dedica? Una canzone, la dedico ai miei due bimbi, Marco e Antonio. Benissimo, allora sceglie Alex per i due bambini, ma subito dopo la pubblicità. Devo dare la linea al Sì, non c'è telegiornale. problema. E complimenti a tutti, soprattutto a Alex. Grazie, grazie. A tra poco. Va bene, grazie. Pubblicità. Eccoci nuovamente in diretta, siamo con Tennellode. Allora io prima di sentire Alex, so che è arrivata la richiesta dalla signora Barbara per i figli, fatemi salutare anche Lucia, resta pure adesso perché ci gustiamo un attimo, almeno qualche secondo di questo brano che ha scelto Alex e poi Lucia, non so se vuoi dare altri consigli preziosi. Ma credo che sia un mondo così vasto che bisogna provare il massaggio in sostanza. Bene, grazie per essere stata con Grazie a noi, lei. spero di poter contare sempre sul tuo prezioso aiuto, ecco, se i nostri telespettatori scriveranno qualcosa gli risponderemo, ecco. Grazie. Alex, a te la linea. Per Barbara? Barbara e per i suoi figli. Che brano hai scelto?
Corri ragazzo laggiù, vola tra l'abiti blu, corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità, corri e va per la terra, corri e va tra le stelle, tu che vuoi diventare Gippa, cuore acciaio, Gippa, cuore acciaio, cuore di un ragazzo che senza paura sempre lotterà, se dalla terra nascerà la forza che ci attaccherà, noi restiamo tutti con te perché tu sei G. Yeah! Barbara, pronto? Barbara, mi senti? Richiamiamo. È caduta la linea, ma lei tanto l'ha seguita sicuramente in diretta. Intanto fatemi ringraziare ancora i ragazzi di Giuseppe Riente, tutto lo staff audio, luci, tecnici, la direzione di studio affidata a Francesco Turco per i cambi veloci, sanificare, rimettere subito il prossimo ospite. Ecco, quindi siamo già in compagnia di Alfonso Caruso, ne parleremo fra pochissimo di quella che è stata la sua attività durante la parte pandemica e quanta vicinanza insomma c'è stata, cioè, di cui abbiamo avuto bisogno in questo brutto periodo e chi ne ha avuto veramente bisogno. Ecco, tu li hai definiti proprio gli ultimi, ma da quello che poi ho visto nella scheda, nelle foto, devo dire che altro che ultimo, proprio dimenticati alcuni. Ne parleremo fra pochissimo con Alfonso Caruso perché vedo Vincenza già super... Strepitando. Sì, che è successo? Abbiamo scatenato l'inferno, Alex, con questa storia delle canzoni. Delle dediche, lo sapevo. Sì, quindi io te ne lancio nel frattempo un'altra. Ti scrive una signora di Mirto Crosia, io non dico il nome perché vuole fare una sorpresa a suo marito, Che carina. che è seduto al suo fianco e ti chiede una dedica di una canzone contenente la parola ti amo. Umberto Ai ai. Tozzi. Sì, va bene. Ai ai. Beh, l'unica penso che era Umberto Tozzi. Senti, Alex, preparatela, quando è il momento la mandiamo. Intanto continuate a fare tutte le richieste, continuate a inviarci le vostre richieste, vediamo di esaudire insomma le vostre richieste. Alfonso, la pandemia ha messo a dura prova tutti i settori, ma particolarmente quello della sanità. Ci puoi raccontare intanto la tua esperienza proprio da operatore sociosanitario? Intanto grazie che mi hai ospitato in questi studi televisivi. Intanto è nata una passione, perché chi fa l'operatore sanitario non è solo prendere un attestato, ma cosa significa? Avere la passione, l'aiuto verso le persone che sono più deboli, quindi in questo caso gli anziani, che purtroppo nei nostri territori sono, non diciamo abbandonati, perché hanno sempre dei familiari, dei figli, dei nipoti. Certo, magari a volte i figli magari lavorano, non riescono, non lo vogliono fare per dimenticare, ecco, sono fuori. Sono fuori. In questi casi chi c'è? Tanti nostri interventi facciamo proprio questo, aiutiamo questi cari anziani che sono soli a casa e i figli che sono tutti fuori preoccupati per la salute dei propri genitori, quindi mi chiamano per assisterli in tutte le cose, non solo diciamo l'igiene, perché l'OSS non fa solo questo, fa tanto altro. Senti, in questi mesi avrai assistito a tantissime situazioni, ce n'è una in particolar modo che ti ha colpito di più? Guarda, ce ne sono state tantissime, specialmente in questo periodo, tante famiglie preoccupate, in ansia per questa pandemia. Tantissimi anziani preoccupati perché sanno che magari chi ha patologie, chi è anziano magari può essere predisposto magari a questa influenza negativamente. Tantissime famiglie che conosco che purtroppo un aneddoto che però ricordi in maniera positiva, come qualcosa che comunque alla fine, come si vuol dire, è andata per il verso giusto. Ma diciamo che è stata, diciamo, durante il lockdown che c'è stata troppa preoccupazione, poi dopo diciamo che si sono fatti tutti forza e coraggio per affrontarla. Quindi con il nostro aiuto di tanti operatori, che non sono solo in zona, ma ce ne sono tantissimi che operano in casa, e chi è in quarantena, diciamo, da fuori cerchiamo con gli ausili e presidi sanitari, diciamo,
aiutiamo queste persone che hanno bisogno a fare la spesa, le medicine, perché loro non possono uscire, quindi come fanno? Non hanno nessuno, i figli sono fuori, allora ci pensiamo noi. Bene, quindi facciamo un plauso e quindi io direi che una canzone da dedicare, io Alessandro la dedicherei anche a tutte queste persone, a tutti gli operatori sociosanitari, alle associazioni di volontariato, e ce ne sono tantissime, ce ne sono tantissime, e noi vogliamo, come dire, congratularci anche per come hanno affrontato e stanno affrontando questo momento storico. Non è finita, quindi dobbiamo dire alle persone di tenere sempre alta la guardia, Certo, no? Di non ancora non è abbassare. finita, quindi adesso dobbiamo stare attenti, più attenti del solito. Diciamo che c'è stato anche bisogno di ossigeno, perché questo virus purtroppo attacca i polmoni, quindi la respirazione, quindi mi chiamavano di notte e dice per favore, visto che la farmacia è chiusa, aiutami tu a provvedere, quindi noi ci siamo molto impegnati anche per questo problema. Senti, molto spesso il vostro lavoro non è abbastanza, come dire, apprezzato, ma non perché viene disprezzato, cioè a volte c'è un volontario, quindi chiamiamo i volontari. Cosa vogliamo raccontare invece attraverso la tua presenza qui? In questo periodo che sono state di più le mortificazioni o le gratificazioni? Diciamo che mortificazione no, perché adesso siamo molto apprezzati, specialmente in questo periodo. Magari prima diceva l'OSS è solamente all'ospedale, quello che viene la mattina, ti lava, ti aggiusta, invece no. Noi facciamo tante attività e le persone apprezzano tanto il nostro lavoro, specialmente in questo periodo. Ecco, Antonio, un momento difficile negli ospedali, un momento che ancora oggi gli operatori impegnati anche nelle campagne anche di vaccinazione, per quanto sia partita la campagna di vaccinazione, tanti medici sono lì in prima linea a combattere e soprattutto a difendere la vita degli altri, no? Pensa a questa cosa, difendo la vita di un'altra persona mettendo a rischio la mia. Sì, scusami, stavo guardando il bollettino odierno di oggi che imperterrito è sempre alto, soprattutto la nostra provincia di Cosenza. Quanti sono i casi da noi? Solo nella Cosenza e provincia 118 per un totale in Calabria di 351 contagiati. Quindi vedete, non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo mantenere alta la categoria degli operatori sociosanitari credo che sia una categoria molto importante all'interno di una struttura ospedaliera, non solo, ma anche delle RSA o del domicilio, perché sentivo che durante il periodo pandemico del lockdown si sono effettuati moltissimi interventi anche a casa. La vostra categoria ha risposto forte in Calabria al messaggio, all'appello che ha lanciato la Protezione Civile per assoldare operatori per la campagna pandemica, cioè, o meglio, avete avuto un riscontro di operatori che comunque hanno la qualifica specializzati di OSS per partecipare al bando della Protezione Civile? Allora, diciamo che in zona ci sono più di 30.000 OSS in tutta la costa ionica silana, però purtroppo non ci sono concorsi dove noi possiamo mandare i nostri curriculum per partecipare, per essere attivi nell'ambito sanitario. Ci sarebbe tanto bisogno in tutti gli ospedali chiusi e non chiusi della costa ionica e ce ne sono tantissimi disponibili. Non fanno concorsi, dovrebbero però proprio attivarsi. di recente so che a Cariati abbiamo una notizia positiva, hanno attivato dei posti per OSS, giusto? Giusto tre operatori. Sì, no, rientrano nel piano pandemico della Protezione Civile dove si sono assoldati nuovi medici, ragazzi appena laureati, OSS, ma che comunque vivono uno stato di precarietà perché i contratti che vengono effettuati sono contratti a termine proprio per il periodo pandemico. Sì, giusto 3 mesi. L'obiettivo sarebbe appunto quello di renderli stabili, perché comunque all'interno di un nosocomio la figura che affianca l'infermiere specializzato è importante, quindi virgolettati come i barellisti oppure
non è vero, sono delle persone che lavorano duramente, specializzati, perché comunque per arrivare a quel percorso hanno fatto un percorso di studi, degli esami, che li ha resi dei professionisti, perché insieme al medico, al paramedico, all'infermiere deve esserci anche la figura dell'operatore sociosanitario che deve assistere e deve garantire il buon servizio del sistema sanitario. Proprio così. Tante persone, Antonio, in questo periodo penso hanno lasciato la Calabria per andare, quando c'è stata la richiesta degli OSS, abbiamo tantissimi, sono saliti su a Milano, sono saliti a Bergamo, io conosco diverse persone che hanno fatto la valigia e sono dovute partire. Ma infatti tutti i giorni arrivano email da Roma in su perché vorrebbero tanti OSS, ci sarebbe tanto bisogno. E quindi chi ha la possibilità parte e va su, ma chi ha famiglie, casa, come fa a partire? Anche difficile. È difficile. Dalla social room abbiamo qualche info? Ma guarda, dalla social room in realtà arrivano dei messaggi anche un pochino tristi, per così dire, perché li abbiamo menzionati inizialmente come gli ultimi e ci sono veramente tanti OSS che stanno scrivendo e che di fatto confermano questa sensazione, cioè si sentono abbandonati, messi un attimino alla deriva, anche perché per antonomasia la loro professione è quella di aiutare, ma in questo momento sono loro probabilmente che hanno anche bisogno di essere aiutati, di essere supportati sicuramente dallo Stato, e il nostro ospite può darne conferma o meno. Questo oggi non c'è, non esiste, o non come dovrebbe. Confermi, Alfonso? Certo, dovrebbe funzionare molto meglio. Aspettiamo tempi migliori, sicuramente qualcosa di buono accadrà. Questa pandemia ha toccato i sentimenti anche di persone magari che... Ha fatto capire anche la carenza in questo settore. Ecco, sì. Quindi stanno venendo magari persone che capiscono di questo settore a visitare gli ospedali, a vedere veramente che c'è bisogno di operatori non solo sanitari ma anche infermieri e medici per aiutare. Avete provato ad avere un dialogo anche voi con la Regione, con il commissario anche alla sanità, per cercare di far vedere tutti questi curriculum che ci sono comunque, no? In Calabria? Perché poi dicono, no, perché ci sono poi altre usciamo tutti con gli slogan, non mandiamo via i giovani, cerchiamo di di tenerli in Calabria, però se poi, come hai detto tu, non facciamo i concorsi, i ragazzi devono partire per forza. Per forza, tanti miei colleghi sono partiti per Roma, Milano, i centri più importanti d'Italia. C'è una categoria che difende quindi la vostra... Ci sono delle associazioni che difendono, ma adesso sono tutti concentrati alla pandemia, alla vaccinazione, ai test. Quindi una volta che finirà la concentrazione su questo, sicuramente passeremo agli operatori, ai professionisti sanitari, perché siamo tutti professionisti sanitari, non c'è OSS, infermieri, siamo tutti un gruppo di tutti uniti. Bene, e allora a questo punto ti ringrazio per essere stato qui con noi, se ci sono aggiornamenti più avanti portaceli pure. Ci sono tante novità. E difendiamo anche questa categoria, stiamo vicino a queste figure e non abbandoniamole, perché loro non hanno abbandonato nessuno, ecco, in questa fase che stiamo vivendo. Io vi ringrazio per averci seguito, abbiamo terminato il nostro spazio, mi dicono dalla regia, quindi vi do appuntamento a domenica prossima, stesso posto, stessa ora. Mi raccomando, e voi non cambiate canale, rimanete sul 10.